Siamo a un buon punto, il governo su mia sollecitazione sono riuscito a farla inserire dentro nelle opere strategiche per il finanziamento dei progetti di fattibilità. L'alta velocità tra Padova e Bologna può partire. Un gioco di parole per dire che un'opera importantissima per il trasporto di merci e persone sta per realizzarsi. Un'infrastruttura che garantirebbe al territorio un aumento che oscilla tra i 2 e i 3 punti di PIL. Verrebbe eliminato il collo di bottiglia per il trasporto delle merci, attualmente molto penalizzato e fonte di danni economici rilevanti. A livello turistico si può aprire una porta di un treno al giorno per tutto quanto il complesso delle terme e colli euganei. Va a servire la più grande città, la città più conosciuta al mondo, che è Venezia, e a livello culturale si possono mettere in contatto gli studenti tra l'università più storica d'Europa, Bologna, con un'altra grande università molto storica, che è quella di Padova. Un'opera che va a completare un asse fondamentale sia per l'economia regionale che nazionale. Non solo economia però, anche l'ambiente avrà ricadute positive. Spostando molto traffico dalla gomma alla rotaia, si abbasseranno i tempi di spostamento e le polveri sottili. Entro il 2025 arriveranno i primi cantieri. Sono stanziati 55 miliardi per questo tipo di opere. I tempi, dobbiamo spendere i soldi del PNRR entro il 2026, perciò entro diciamo così, il 2025 si devono vedere già i primi cantieri.